Michelangelo Giumanini, cosa pone in pentola per quanto riguarda i nazionalisti friulani? Beh, per ciò che concerne i nazionalisti friulani, adesso siamo molto concentrati, come dire, nel fare, in una politica del fare. Per esempio, sabato scorso siamo andati su a Tarvisio e abbiamo, come dire, contribuito a iniziare quella sorta di referendum che il sindaco di Tarvisio proponeva ai suoi cittadini, cioè relativo al fatto se volevano o non volevano nelle loro caserme i profughi provenienti dai paesi extracomunitari. E lì abbiamo, come dire, trovato un discreto successo, abbiamo avuto molte persone che si presentavano al banchetto spontaneamente e firmavano, come dire, a favore del fatto che i profughi fossero, come dire, o clandestini, forse sarebbe più opportuno chiamarli così, venissero rispediti verso i lidi di origine. Il riscontro c'è stato. Sì, il riscontro c'è stato, adesso come il passo successivo per ciò che concerne l'azione di questo gruppo politico è quello di, come dire, vedere se c'è la possibilità di confrontarsi anche con gli altri gruppi politici, diciamo d'area o comunque a noi similari o comunque con idee che, come dire, possono essere condivise proprio per vedere se riusciamo ad attivare azioni di natura squisitamente politica, non c'è, come dire, nessun tipo di finalità elettorale, ma semplicemente di condivisione di idee, quindi di azioni verso la polis, proprio per vedere se c'è questa possibilità di azioni sinergiche. Senta, per quanto riguarda invece il referendum online, qual è il vostro punto di vista? Ma io le risponderei come si risponde ultimamente, che cos'è o chi è, nel senso che pur trovandola comunque una buona idea, perché laddove si pone un quesito ai cittadini, secondo me è sempre cosa degna di lode. Purtroppo ritengo che questo tipo di iniziativa, così come è stata sviluppata, non ha prodotto i risultati che, come dire, ci si aspettava, ovvero sia di una larga partecipazione dei cittadini e quindi di anche ottenere un risultato, indipendentemente se fosse sì o se fosse stato no, fortemente significativo. Senta, ma siamo ancora una regione autonoma, secondo lei? Diciamo che per le dinamiche che sta seguendo la nostra governatrice, il disegno secondo me va proprio in direzione nettamente opposta al fatto che questa rimanga una regione autonoma e con uno statuto particolare. Questo devo dire con grande rammarico perché noi siamo proprio un gruppo politico che si caratterizza per, come dire, porre al centro il Friuli e conseguentemente, pur all'interno del sistema Italia, questo Friuli deve avere una fortissima autonomia legislativa e non amministrativa, come invece è la piega che è la deriva che sta seguendo adesso la politica della Serracchiani. Senta, allora abbiamo capito che la Serracchiani in questo momento deve capire esattamente su che pantano si trova e come uscire, no? Sia come governatore del Friuli Venezia Giulia da una parte che segretario de facto del PD nazionale dall'altra. Nel centrodestra però è scoppiata ufficialmente la lita delle Comari. Dunque la politica non cambia alla fine. Ahimè, purtroppo i meccanismi si stanno replicando e speriamo che insomma qualche cosa da entrambi i pantani cresca. Qualcheduno diceva che da determinate cose nascono i fiori, speriamo che la materia è diversa, ovviamente, anche in questo caso dai pantani escono fiori. Probabilmente comunque è, come dire, nella natura umana come dire, la dialettica, il confronto e anche talvolta la lite, insomma, i meccanismi caratteriali poi si replicano anche nelle società più complesse come sono quelle politiche. D'altro canto, noi avvertiamo anche la necessità di una rifondazione dell'io, diciamo, del- del- dell'essere, no? Perché se non si passa anche attraverso una revisione, una ristrutturazione delle coscienze, è difficile poi avere prodotti politici diversi.